Vedo in linea dalla redazione di Padova il collega Luca Ginetto. Che novità ci porti, Luca? Ecco, seguo un po' quella che è stata la tua linea di condotta fino adesso, vale a dire parlare di personaggi del mondo politico che hanno ottenuto dunque il lasciapassare per il Senato, spostandomi però alla Camera dei Deputati. Per la circoscrizione di Padova, Vicenza, Verona e Rovigo abbiamo già a metà spoglio alcune indicazioni, perlomeno per quanto riguarda la Democrazia Cristiana. Risultano infatti in una graduatoria, ripeto, parziale della Democrazia Cristiana per la Camera dei Deputati al primo posto Berni, il presidente della Coldiretti di Padova, al secondo posto Carlo Fracanzani, l'ex ministro per le partecipazioni statali, al terzo posto in questa graduatoria Settimo Gottardo, ex sindaco di Padova e onorevole uscente, al quarto posto Amedeo Zampieri e al quinto posto Beniamino Brocca, vale a dire il sottosegretario alla pubblica istruzione sempre di Padova. Questi i cinque per il momento che risultano nelle prime posizioni della graduatoria per la Camera dei Deputati all'interno della Democrazia Cristiana, ripeto, a metà dello spoglio delle schede. Torniamo, ora siamo un po' più precisi con i dati, abbiamo anche le prime tabelle per quanto riguarda ancora il Senato, ma siamo già a buon punto anche con la Camera. Direi di partire con i risultati e i dati che hanno fornito per il Senato l'esito del voto della città del comune di Padova. La Democrazia Cristiana perde il 10,2%, scende dunque al 26,7%. Il Partito Democratico della Sinistra perde il 5,4%, dal 19,4% al 14%. Invece acquista Rifondazione Comunista un 3,6%, il Partito Socialista Italiano scende del 4,6%, la Cura Mercanzin quindi pare che in città non abbia dato i giusti frutti. Per il Partito Socialista Democratico Italiano meno 0,4%, dall'1,8 all'1,4%. Il Partito dell'Edera, il Partito Repubblicano, cresce del 4,4%, lo stesso dato che aveva fatto registrare in un dato parziale di 301 seggi sui 320. E quindi più 4,4 Partito Repubblicano. Il Partito Liberale perde 1,3, da 4,3 al 3,0%. Movimento Sociale Italiano Destra Nazionale, meno 0,6%, da 5,4 a 4,8%. La Federazione dei Verdi acquista uno 0,7%. La Lega Nord Liga Veneta passa dal 2,5% al 13,5%, vale a dire un aumento dell'11,0%. Per quanto riguarda invece gli altri partiti minori che non hanno confronti ragguagli rispetto all'87, 0,9 per l'Unione del Popolo Veneto, 0,3 per la Caccia, Pesca e Ambiente, 1,1 per il Partito dei Pensionati, non c'è al Senato la rete, quindi lista referendum 2,0, Lega Autonomia Veneta Liste Civiche 3,2, Veneto Autonomo 1,2, Movimento Verdi Federalisti 1,3, Federalismo Pensionati 0,1. Questi i dati per quanto riguarda la città di Padova. Passiamo invece al collegio di Este. Collegio di Este dove si registra ancora un calo maggiore della Democrazia Cristiana, un calo del 12,5%, dalla 47,6 delle precedenti politiche dell'87 si è scesi al 35,1%. Il PDS dal 24,2 è sceso al 12,3, meno 12,1, sceso quanto la Democrazia Cristiana in questo caso, acquista invece il 4,7 e Rifondazione Comunista. Scende anche il Partito Socialista, meno 1,5 da 11,7 a 10,7, meno anche segno meno per il Partito Socialista Democratico Italiano, meno 0,7 da 1,6 a 0,9. Partito Repubblicano Italiano più 0,6, minore in questo caso l'aumento per il Partito dell'Edera, dall'1,7 aumento al 2,3. Per il Partito Liberale scesa dello 0,3 da 1,3 a 1. Il Movimento Sociale Italiano scende dello 0,8% da 4,4 a 3,6. La Federazione dei Verdi un aumento dello 0,4, lieve aumento da 1,8 a 2,2. Lega Nord, Liga Veneta dal 2,7 al 10,9, più 8,2. Questo è il dato per il collegio di Este riguardante la Lega Nord, Liga Veneta. I dati degli altri partiti: Unione del Popolo Veneto 1,1, Caccia Pesca Ambiente 0,5, Pensionati 0,7, Lista Referendum 0,7, Lega per l'Autonomia Veneta Liste Civiche 5,4, Veneto Autonomo 1,7,
Movimento Verdi Federalisti 0,8 e Federalismo Pensionati 0,1, e ci spostiamo subito per il Senato al collegio di Cittadella. Addirittura nella roccaforte della Democrazia Cristiana, Cittadella, l'ascesa della Democrazia Cristiana è di meno 16,7, dal 53,5 al 36,8, dunque una dura batosta per il partito Scudo Crociato. Partito Democratico della Sinistra, meno 6,6, da 15,6 a 9. Rifondazione Comunista acquista un 2,7%, Partito Socialista Italiano scende del 3,8%, dall'11,9 all'8,1%. Scende anche il Partito Socialista Democratico, meno 1,4, dal 2,4 all'1%. Sale invece il Partito Repubblicano Italiano dal 2,5 al 3,4, un aumento dello 0,9, Partito Liberale Italiano dall'1,8 all'1,7, quindi una leggera flessione, lo stesso per il Movimento Sociale Italiano dello 0,2%, dal 2,9 al 2,7, come per la Federazione dei Verdi, un aumento dello 0,1 dal 2,8 al 2,9, invece abbiamo un aumento del 12,1% per la Lega Nord, Liga Veneta, dal 2,7 al 14,8, un dato senz'altro sensazionale, come un po' in tutti gli altri collegi e le altre circoscrizioni. Unione del Popolo Veneto 1,5, Caccia Pesca Ambiente 0,7, Pensionati 0,7, Lista Referendum 1,0, Lega Autonomia Veneta Liste Civiche 5,1, Veneto Autonomo 2,5, Movimento Verdi Federalisti 0,8 e Federalismo Pensionati, Unione del Popolo Veneto 0,1. Un dato, se mi permetti Adriano, velocemente, che la Democrazia Cristiana dunque, nonostante il trend negativo che la vede perdere dei punti in tutta Italia, una nota che mi è stata portata alla redazione dal collega Luca Marin, in particolare nel nord, nei 5 comuni padovani che prima vi avevamo descritto, ossia Campo San Piero, Cittadella, Este, Monselice e Piove di Sacco, la Lega Nord sta facendo man bassa di voti quasi dappertutto. È il secondo partito di maggioranza relativa. A sorpresa c'è l'exploit anche della Lega Autonomia Veneta Liste Civiche del senatore uscente Mario Rigo. A Cittadella, ad esempio, la Lega del senatore veneziano è la quarta forza del panorama politico cittadino. PSI e PDS sono invece stazionari. Abbiamo, se mi concedi ancora Adriano, un dato per quanto riguarda il comune di Padova per la Camera, un parziale 217 su 320, quindi siamo abbastanza a buon punto per il comune di Padova. Vai pure. Grazie Adriano. Ecco, allora, per la Democrazia Cristiana c'è un valore di scesa dell'11,0 quindi dal precedente 87,36,5 al valore attuale del 25,5, scende del 5,1 il PDS. Andiamo veloci solamente con i dati delle flessioni o degli aumenti: meno 3,6 il Partito Socialista, meno 0,4 Socialdemocratici, più 2,0 Repubblicani, meno 0,5 i Liberali, meno 0,7 il Movimento Sociale, più 4,1 la Federazione dei Verdi, più 11,9 la Lega Nord, Liga Veneta, e quindi più 0,8 l'Unione del Popolo Veneto. Questi i dati principali per quanto riguarda i primi dati che ci sono giunti per la Camera dei Deputati per quanto riguarda la città di Padova come esito di voto. Restituirei dunque la linea ad Adriano Mazzalovo.